Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati in diretta dal Palazzetto di Monselice. Questa sera, penultima giornata di campionato, ultima trasferta della stagione 2022-2023 per i ragazzi di Adriano Fin, reduce dalla vittoria della Coppa Triveneto, una stagione esaltante per la formazione di Adriano Fin, che ha conquistato con 2 giornate d'anticipo il campionato di Serie B. Di Serie C, scusate, quindi l'anno prossimo, nella prossima stagione 2023-24, i ragazzi di Volley Veneto Benacus giocheranno in Serie B. Ha conquistato la Coppa Veneto contro Quadrifoglio Volley, scusate. Freschi vincitori proprio lunedì di Pasquetta della Coppa Triveneto contro Gorizia e contro Sud Tirol. Questa sera campionato largo ai giocatori che hanno giocato meno in questo campionato, quindi i titolari partiranno i due soliti, il capitano Cristian De Agostini e lo schiacciatore Sasha Tarocco, e saranno aiutati da Edoardo Soprali lato 2, da Davide Gatti in centrale, Leonardo Squara come opposto, Motterà Nicolò come libero e Marco Bellinazzi come palleggiatore. Risponde la formazione, adesso mi scrivo i numeri della formazione di Monselice: 22, un minuto di silenzio per quanto successo. Dicevamo un minuto di silenzio per quanto è successo in questi giorni. La giovane atleta dell'Igor Gorgonzola Novara è una ragazza giovanissima, 18enne, quindi era doveroso meditare per un minuto per quanto è successo. Inizia la partita. Tutto pronto, Marco Bellinazzi al servizio. Buona ricezione del libero di Monselice, che ha la possibilità di attaccare, però free ball nel campo di Volley Veneto Benacus. Motteran la dà a Squara Leonardo, che porta il primo punto della formazione di casa con un bel attacco da posto 2. 1-0 per Volley Veneto Benacus. Ancora Marco Bellinazzi al servizio. Pallone ampiamente fuori, 1 pari, cambio palla. Al servizio andrà il giocatore numero 24, Giacomo Adolfo. Buona la ricezione di Motterran. Bellinazzi la alza proprio per Edoardo Soprali, che mette il punto numero 2 per Volley Veneto Benacus. Sempre attacco da posto 2, un bel diagonale. Non riescono a tenere il pallone i ragazzi. È proprio l'autore del punto, Edoardo Soprali, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio, con Volley Veneto Benacus avanti di 2-1.
non forzata ma abbastanza buona la palla di Soprali. La palla ancora nel campo di Monselice, ancora Muro Veronese, ancora la palla nel campo di Monselice, 4 volte Muro. La palla è dentro, 2 pari, questa volta nel muro 1 Sasha Tarocco non ha potuto difendere la diagonale, 2 pari. Al servizio il giocatore numero 22 Minella Riccardo. Battuta al salto, buona la ricezione di Tarocco, Bellinazzi proprio per Tarocco che mette giù il diagonale perfetto, 3-2 per Volley Veneto Benacus. Un bel diagonale da posto 4 di Sasha Tarocco, capocannoniere di questo campionato per Volley Veneto Benacus. Davide Gatti fuori dai 9 metri, il centrale veronese che si appresta al servizio. Squadra Leonardo 4-2, bel diagonale difeso in bagger dai giovani atleti di Monselice, che però non sono riusciti a trattenere il pallone giocabile, e quindi Volley Veneto Benacus si porta già sul 4-2 in questo primo set, ancora con Davide Gatti al servizio. Free ball di Squadra Leonardo nella parte di Monselice, possibilità di attacco, muro a 2, ancora Davide Gatti che lo tiene, Bellinazzi lo alza per Sasha Tarocco, viene chiamato fuori il pallone in lungolinea di Sasha Tarocco, aveva cercato di spostare l'attacco sul lungolinea perché era bloccato nella diagonale del muro a 2, 4-3. Io spero che i usufruitori della visione sul canale YouTube di Volley Veneto Benacus possano vedere al meglio, perché abbiamo una luce abbastanza fastidiosa. Noi non riusciamo a vedere benissimo. 5-3. L'attacco di Cristian De Agostini in pallonetto è andato a buon fine. E l'opposto Squadra Leonardo che si porta fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. 3-5. In float, buona ricezione del libero di Monselice, possibilità di attacco, muro a 2. Questa volta il muro non è efficace. 5-4. Monselice lì. Al servizio del numero 13 Leonardo Conte. Soprali, grande primo tempo di Cristian De Agostini, 4-6, ben imbeccato da Marco Bellinazzi che questa sera sostituisce il titolare Garrò, Filippo Garrò. Ancora Tarocco al servizio. Ace di Sasha Tarocco, 7-4. Grande servizio in attacco potente di Sasha Tarocco ed è un ace. 4-7. Ace 4-8, grande attacco che va a appoggiarsi proprio nell'angolo lungo alla sinistra dei giocatori di Monselice. 4-8 più 4 per Volley Veneto Benacus. Fribo nel campo di Volley Veneto, Motteran, Bellinazzi, Edoardo Soprali, 5-8, nel muro avversario tiene il pallone,
I veronesi non riescono ad intervenire su questo pallone che era andato lungo oltre le mani dei veronesi. 5-8 al servizio del giocatore numero 16 Riccardo Brunello, centrale della formazione di Monselice. Bellinazzi. 6-8, sbaglia, spara Leonardo, butta fuori il pallone. Si riavvicina Monselice a -2. Motteran. La palla ancora nel campo di volley Veneto Benacus. Bello scambio questa volta tra le due sformazioni. Pallone fuori. 6-9. Smanaccia l'opposto avversario di Monselice, il numero 14 Masetto Michele, buttando ampiamente fuori il pallone dal campo. Buona difesa di volley Veneto Benacus. Punto di Edoardo Soprali, 10-6. Cristian De Agostini al servizio, +4 volley Veneto. Muro di Davide Gatti. Muro di Davide Gatti, 6-11. Bel muro a 1, centrale verso centrale. Mette bene le mani e le indirizza verso la parte esterna della zona centrale e porta a 11 punti contro i 6 di Monselice. Chiama a time out la formazione di casa, 30 secondi di pausa. (8-13). Tarocco
Bellinazzi, Edoardo Soprali mette in difficoltà la difesa di Monselice. Tarocco, Bellinazzi, viene murato, squadra Leonardo, 9-13. Prendono vigore i tifosi di Monselice dopo questo muro su squadra Leonardo. Servizio a muro per Giacomo Adolfo, 9-14 e cambio palla, è fuori dai 9 metri. Lo schiacciatore Soprali. Buona la ricezione di Monselice con la possibilità di attaccare. Grande muro di Sasha Tarocco. Muro a 1, ha battezzato bene il pallone, spostando e ruotando il corpo, passando da una difesa lungolinea diagonale. Ha preso bene le mani avversarie. 9-15. Bellissimo muro di Sasha Tarocco. Peccato, il pallone di Soprali va a incrociare la rete e poi cade nel campo di Volley Veneto Benacus. Si è fermato proprio ad 1 millimetro prima di passare dall'altra parte. Minele Riccardo al servizio. Motteran, Bellinazzi, Squara che purtroppo non attacca, non aveva un pallone alto per attaccare. 11-15, si riporta a più 4, a meno 4 la formazione di Monselice, ancora con Minelle al servizio. Motteran, Bellinazzi, Tarocco che fa il pallonetto. Bellinazzi al brivo, ancora un muro su Sasha Tarocco, 12-15. Più 3 per Volley Veneto Benacus, che vede riavvicinarsi la formazione di Monselice dal meno 6 al meno 3 in questo turno di servizio. Ancora Minelle al servizio. Free ball nel campo di Monselice. Pallone fuori, attacco di Sasha Tarocco fuori. 13-15. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benacus. Motteran, Nicolò si prepara alla sua ricezione assieme a Edoardo Soprali e Sasha Tarocco. Meno 2 per Monselice, che riesce a recuperare 4 punti su Volley Veneto Benacus. Motteran, Bellinazzi, Tarocco che mette giù il pallonetto lungo linea del 13-16 del cambio palla. Riesce il numero 22 Minelle per dare il posto al libero con il giocatore con il numero 30. La formazione di Monselice. Davide Gatti al servizio. La palla ancora nel campo di Monselice. Aveva cercato Soprali di recuperare il pallone sul pallone passato in mezzo a Squara e Di Agostini, 14-16. Al servizio Masetto Michele.
blocco murato da posto 4, bel muro. Al servizio ancora il numero 14, Masetto Michele. Motteran. 16 pari. Pallone di Motteran va direttamente nel campo di Monselice. Perfetto equilibrio in questa fase centrale del set. Dai ragazzi. Cristian De Agostini, bel tocco dopo la ricezione di Motteran. Bellinazzi in corsa ha dato un bellissimo primo tempo a Cristian De Agostini, che ne ha approfittato per allungare sul +1, 16-17, per permettere a Leonardo Squara di uscire dai 9 metri per il suo servizio. Invasione. Viene attivato il quarto tocco, non l'aveva toccato nessuno. 16-18. +2 volley Veneto Benacus. Ancora Squara Leonardo al servizio. Free ball nel campo di Monselice. Si tuffa Motteran nella speranza di prendere il pallone, non riesce. 17-18. Ancora +1 per volley Veneto Benacus. Al servizio il numero 13 Leonardo Conte, lo schiacciatore di Monselice. Parità, 18 pari. Pari. Ancora il numero 13 Leonardo Conte al servizio. (19-18) in vantaggio Monselice. Vantaggio Monselice in questa fase di set. Hanno rimesso a posto l'asticella, l'antennina laterale della rete, i ragazzi di Volley Veneto, perché con l'attacco di Tarocco si era spostata. Free ball nel campo di Monselice. Muro di Cristian De Agostini e Marco Bellinazzi. Equilibrio, parità. Bel muro del centrale coadiuvato dal palleggiatore di Volley Veneto. E Sasha Tarocco si riporta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Nelle fasi finali di questo primo set, 19 pari. Al servizio il centrale con il numero 16 Brunello Riccardo. 20-19 per Monselice. Buona palla nel campo di Monselice, che ha la possibilità di attaccare. Palla fuori, 20 pari. Aveva cercato l'attacco da posto 4 in lungolinea, non ha trovato il campo. 20 pari, volley Veneto Benacus ancora in partita. Cristian De Agostini al servizio. Ed esce Nicolò Motteran naturalmente per lasciare il posto a Davide Gatti. Lot, buona la ricezione e possibilità di attacco. Grande attacco dal centrale con il numero 22 Riccardo Minello. 22 pari. No, 21-20. Quindi Monselice avanti di un punto. Vai,
Motteran, Bellinazzi, primo tempo di Davide Gatti, 21 pari. Al servizio il palleggiatore Marco Bellinazzi. Ventuno pari. Stavolta il muro del centrale non va a segno, 21-22, ancora la servizio numero 24 Adolfo Giacomo. Cambio palla subito, chiamano i ragazzi di Bolle Veneto Bertus. Ampiamente fuori il pallone di Adolfo, 22 pari. Esce per questo turno di servizio Edoardo Soprali ed entra Luca Albertini. Albertini, Bellinazzi, la palla ancora nel campo di Monselice, non ci arriva Motteran, 23-22, è proprio l'autore di questo punto Riccardo Minelle al servizio per il suo servizio, 23-22. Gatti, Bellinazzi, 24-22. Tiene il pallone palla 23-24, errore al servizio del giocatore numero 22. Vediamo chi uscirà dai 9 metri, Davide Gatti. 23-24, sotto di uno vuole Veneto bene in questo primo set dai ragazzi. Free-ball nel campo di Monselice, possibilità di chiudere la partita, il set per i ragazzi di Monselice. Finisce a 25-23, primo set, 0 Monselice, 3 minuti di pausa.
Ritornano in campo le due squadre con la palla viene possesso di 7-0 con il parziale di 25-23. Vediamo se ci sono sostituzioni in campo. È entrato De Giorgio al posto di Squara. Stiamo attendendo servizio, la formazione con il numero 20 Mucci Filippo. Soprali, Bellinazzi, De Giorgio, la palla ancora nel campo di Monselice. La palla ancora nel campo di Monselice. Questa volta il giocatore con il numero 14 Masetto non riesce a buttare il pallone dall'altra parte. 1-0, volley Veneto Benetton. Edoardo Soprali, dai ragazzi! Buona la ricezione del libero di Monselice, possibilità d'attacco, muro 2, la tiene Motteran, ancora la palla nel campo di Monselice, 2-1 pari, buona la difesa di Motteran, una palla potentissima da questo 4 avversario, è riuscito a trattenere il pallone buttandolo dall'altra parte del campo, 1 pari, ancora Monselice al servizio, pallone fuori, 2-1 volley Veneto Benetton. Davide Gatti al servizio. Cristian De Agostini rientra. Nei 3 metri abbiamo De Giorgio, Tarocco e De Agostini, quindi una linea a muro molto efficace. Free ball nel campo di Monselice. 2-1 Monselice. Due pari. Tarocco, 4 pari. De Giorgio al servizio. Qui bolla il campo di volley Veneto, Motteran, Bellinazzi, Tarocco, la palla ancora nel campo di Monselice, dopo il muro che l'ha smontato, l'ha smorzato del muro, pallone in diagonale fuori, 4-3, volley Veneto Benetton, bravo Deggio. E inserita Giorgio, 5-3. Questa volta il pallone va fuori, 5-4. Comunque buona votazione.
deflezione del servizio di Davide De Giorgio. Rocco Soprali, Monteran pronti per la difesa sul pallone del 5-4. 5 purtroppo Monteran non ha fatto il tempo a scansarsi. Cinque pari. Pallone fuori, 6-5, proprio vicino alla nostra postazione. Sasha Tarocco al servizio, 5-6, volley Veneto Benacus, un 7-0 a favore di Monselice. Ace di Tarocco, 7-5, bello potente. Sono provati ad intervenire i ragazzi di Monselice senza successo su questo pallone molto potente di Sasha Tarocco. Bella, un altro pallone potente, possibilità di attacco, muro a 2, bella la diagonale di Tarocco, Bellinassi, la dà Edoardo Soprali, la palla ancora nel campo di volley Veneto. De Giorgio aveva cercato il lungolinea 6-7, non lo ha trovato, aveva cercato anche le mani del muro che si sono spostate nel momento dell'attacco del Veronese. 6-7. Al servizio della formazione di Monselice con volley Veneto Benacus avanti di un punto, butta malamente il pallone sulla rete il numero 13 Leonardo Conte, lo schiacciatore di Monselice. 6-8, Cristian De Agostini al servizio. Edoardo Soprali porta 9 punti di volley Veneto Benacus. La pallone era andato nel campo veronese, ne ha approfittato subito lo schiacciatore benacense. 6-9, De Agostini al servizio. Ancora difficoltà nella ricezione con la possibilità di attacco nel muro 2. Un altro errore dei giocatori di Monselice, aveva cercato un pallonetto per scavalcare il muro in lungolinea, non ha trovato il campo. 6-10 più 4 volley Veneto, ancora Cristian De Agostini al servizio. Dai ragazzi, dobbiamo recuperare un set. Sul secondo tocco il palleggiatore di Monselice la mette in una zona del campo dove non c'è nessuno a difendere. 7-10. Viene chiamata trattenuta dai ragazzi Bellinazzi o forse per Davide Gatti, non l'ho visto di chi è stato il tocco del pallone. Pallone fuori, 8-11. Era un bel servizio, però il pallone è uscito dal campo. Al servizio Marco Bellinazzi. A 12, l'attacco dello schiacciatore di Monselice con il numero 24 Madon Simone, scusate, Giacomo Adolfo, non è andato a buon fine. E Soprali porta 13 punti di volley Veneto Benacus.
Più 5 volley Veneto Benacus. Time out, questa volta chiesto dalla panchina di Monselice. 30 secondi di pausa. Ancora Marco Bellinassi fuori dai 9 metri per il suo servizio 8-13. Free ball nel campo di volley Veneto. De Giorgio 8-14. Otto, 9-14. Bel attacco da posto 4. Porta 9 punti di Monselice contro i 14 di volley Veneto Benacus. Ancora Monselice al servizio. Pallone fuori. 9-15. Vediamo che andrà al servizio per la formazione veronese proprio Edoardo Soprali. Bravo Edo. Questa volta l'attacco in diagonale è efficace. 10-15. È stato un bel diagonale. Al servizio Monselice che deve recuperare 5 punti in questo secondo set. Ancora la palla nel campo della formazione di Monselice. Viene chiamata invasione. Viene chiamato 10-16. Viene chiamata palla fuori dall'arbitro. Sinceramente non l'ho visto. (10-16). Peccato perché era un servizio bellissimo di Davide Gatti. A mio parere era dentro. 11-16. L'arbitro l'ha visto fuori, sicuramente è posizionato meglio di noi. Questa volta l'attacco è efficace. Questa volta il servizio è falloso. 12-17.
De Giorgio al servizio. Purtroppo il pallone cade sulla rete. 13-17. Dai Deggio, va bene lo stesso. 13-17. Bravo Edoardo Soprali, buona la ricezione. Sasha Tarocco, ma la palla è ancora nel campo di Volley Veneto Benacus. (14 a 17). Peccato, perché meritavamo di più. Su questo punto meritavamo di più. Bellinassi, Tarocco, ancora palla nel campo di Volley Veneto. Cristian De Agostini, 14-18. Bella l'intenzione di Bellinassi di dare la palla a Cristian De Agostini. Sasha Tarocco a servizio. La palla ancora nel campo di Monselice che ha la possibilità di attaccare, ancora muro 2. Grande muro di Volley Veneto Benacus, 14-19. Ancora Tarocco al servizio. Stavolta il pallone esce. 15-19, ancora più 4 Volley Veneto Benacus. Al servizio il giocatore numero 20, Mucci Filippo. 15-19, più 4 Volley Veneto Benacus, sotto di un set, per 23-25. Motteran, Bellinassi, De Giorgio deve regalare il free ball nel campo di Monselice. Pallone fuori, vediamo se qualcuno l'ha toccato al muro. Sì, viene chiamato il tocco dell'arbitro. 16-19, meno 3 Monselice, che nella fase finale del set si riavvicina. Esce Marco Bellinazzi, vediamo se entrerà Filippo Garro. Errata della formazione di Monselice, 16-20. Capitan Cristian De Agostini fuori dal campo per il suo servizio, 16-20. Errore di De Giorgio, 17-20. Al servizio il giocatore numero 16, Brunello Riccardo, con Monselice sotto di 3 punti, alla ricerca del riaggancio. La palla ancora nel campo di Monselice. Pallone errato, l'attacco dal posto 4. di Monselice, 21-17. E Garro Filippo va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Sostituzione anche nel campo di Monselice. Entra il giocatore con il numero 23, Madon Simone. Garro al servizio. La palla ancora nel campo di Monselice. Motteran. Garro.
Edoardo Soprali, grande mancino, un bel lungolinea, 22-17. Ancora Garol Filippo al servizio. Viene chiamata doppia a Edoardo Soprali. Vabbè. 18-22. Vi è stata chiamata una doppia che grida vendetta. Motteran, Garrò, De Giorgio con un mani fuori potentissimo, 18-23. Edoardo Soprali al servizio. Buono il muro di Volley Veneto Benacus che tiene 24-18. Penso sia stato Gatti, Davide. È stato De Giorgio. 24-18, ancora Edoardo Soprali al servizio. Primo tempo di Gatti, Motteran. 24-19. Volley Veneto a 5 set ball per chiudere la partita. Al servizio il nuovo entrato del giocatore con il numero 23. Motteran. Garrò, primo tempo di Davide Gatti, 25-19. Uno pari. Rimette le cose a posto. Volley Veneto Benacus. 1-1.
Rientrano in campo le due formazioni veronesi con vediamo, entra Luca Albertini titolare con Marco Bellinazzi, Davide Gatti. Me lo devo scrivere perché ogni set Adriano Fin questa sera cambia formazione. Allora, se non ho visto male, la formazione vede in diagonale Bellinazzi De Giorgio, nella diagonale palleggio opposto, Gatti scusate, De Agostini nei centrali, Albertini e Tarocco come schiacciatori, libero Motteran. 1-0 per la formazione di Monza. Al servizio Monselice, battuta a rete del giocatore con la maglia numero 24 Giacomo Adolfo. 1-1. Fuori dal campo Luca Albertini. Pallone fuori, ma viene dato il tocco a muro di Davide Gatti, probabilmente. Non ho capito chi ha toccato il muro, se Gatti o De Giorgio. Monselice tiene l'attacco di Volley Veneto, free ball Albertini, Bellinazzi, De Giorgio con un bel pallonetto, due pari. De Giorgio da posto 2 mette in posto 4 avversario un pallonetto dove nessuno può arrivare. Entra De Agostini, esce Motteran, naturalmente nella rotazione del libero centrale. Davide Gatti quindi fuori dai 9 metri per il suo servizio sul 2 pari, 1 pari conto dei set. Punto per Volley Veneto Benacus, il pallone è dentro, il pallone di Sasha Tarocco nell'angolo lungo dalla sua posizione d'attacco, quindi da posto 4 mette un bel diagonale che va a incrociare l'angolo lungo della sua parte. E ancora Davide Gatti fuori dai 9 metri per il suo servizio, 3-2. Ancora un float, buona la ricezione, possibilità di attacco nella zona centrale del campo, dove il centrale porta a 3 i punti in perfetto equilibrio in questo terzo set. 25-23, 19-25, 3 pari. Cristian De Agostini, 4-3 Volley Veneto Benacus. De Giorgio al servizio, questa volta il servizio del opposto di Volley Veneto, invece di forzare ha cercato di tirare una palla corta che però si è insaccata nella rete. 4 pari. Albertini,
La teniamo. Errore questa volta di Bellinazzi, 5-4, viene chiamata una doppia, ma questa qua era palesemente doppia. Albertini, la palla ancora nel campo di Monselice. 6-4, più 2 Monselice. È l'attacco di Sasha Tarocco in diagonale. È proprio l'autore di questo punto, Tarocco, che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Free ball nel campo di Monselice. Sette a 5. Grande punto di Albertini da posto 4, un bel diagonale che attacca molto bene e accorcia a -1 per la formazione di Volley Veneto. Lo schiacciatore con la maglia numero 1. Cercato di intervenire De Agostini sul muro a 2 che aveva smorzato e toccato il pallone. 8-6, ancora Monselice avanti di 2 in questo terzo set. Albertini, Bellinazzi, primo tempo di Davide Gatti, 9-6. Entra Garrò al posto di Bellinazzi. Nove a 6. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benapi.
11-6. Ancora Monselice, questa volta avanti di 5 punti. Albertini, Garro, 12-6. Esce Davide Gatti ed entra Tommaso Alberigo. Albertini, Garro, De Giorgio, vediamo se riescono a recuperare il pallone quindi di Monselice. Ribolla nel campo di Bolle Veneto con un errore clamoroso. Bastava appoggiarla dall'altra parte. 14-7, finalmente cambio palla. Filippo Garro al servizio. Mission impossible per i ragazzi di Adriano Fini, sotto di 7 punti. Vediamo se riusciranno a recuperare. Viene chiamata doppia, 14-8. Stessa metrica di giudizio nel palleggio da una parte e dall'altra per l'arbitro. 14-8. Filippo Garro al servizio. La 15-8. Amici telespettatori del canale YouTube di Volley Veneto Benacus, un po' di difficoltà in questa terza set, affermazione di Adriano Fini, errore al servizio per 15-9, ancora 6 punti, vediamo chi andrà fuori dal campo. Luca Albertini. Muro, 15-10. Ancora Albertini al servizio. Bel diagonale di Monselice è il giocatore numero 22 la difesa di Volley Veneto, Riccardo Minello. Motterà Garro, primo tempo di Tommaso Alberigo, 16-11.
È proprio il Brigo 9 dai 9 metri per il suo servizio. Grande prestazione anche in diagonale di difesa per Tommaso Albrigo, che ha dato una scossa alla sua squadra e il suo rientro in campo. Peccato, fuori di pochissimo, 17-12. Rientra Motaran, si riceve in panchina Tommaso Albrigo. Ancora meno 5 per la formazione di Volley Veneto Benacus. Questo terzo set. No, signor arbitro! 18-12, un errore clamoroso anche questo dell'arbitro. Anche questo qua mi ha fatto parere cartellino rosso. A 12. Cartellino rosso per Adriano Fini. La palla ancora nel campo di Monselice. A 13. Ricordo al servizio. Questo terzo set è successo un po' di tutto, anche con un cartellino rosso ai danni di Adriano Fini, 20-14, Sasha Tarocco al servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. La palla ancora nel campo di Albertini, 20-15, scusate. Ancora Tarocco al servizio.
20-16. Ancora Tarocco al servizio. Time out, questa volta dalla panchina di Monselice. Questa volta il pallone di Tarocco, 21-16. Mani fuori di Albertini. Cristian De Agostini al servizio. Tommaso Albrigo, Garrò e Albertini nei 3 metri. (21-18), 22-17. Albrigo, 22-18. Garrò al servizio. Free ball nel campo di Monselice. 23-18. Albertini al servizio. Forza volle e venuto bene qui. Ancora Albertini al servizio. Time out chiesto dalla panchina di Monselice.
23-21. Ancora Albertini al servizio. 23-22. Pari 23 pari. Hanno recuperato i ragazzi di Adriano Fino, incredibile ma vero. Ancora Albertini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ventiquattro a 23, 24 a 23. Polemica del palleggiatore della formazione di Monselice. Per Volley Veneto Benacus, 24 a 23. Cartellino giallo per il giocatore numero 20 di Monselice per le polemiche. 24 a 23. Volley Veneto Benacus. Ancora Albertini al servizio. 24 pari. 24 pari. Per Volley Veneto Benacus. Tommaso Albrigo al servizio. Pari. Ancora parità. Albertini. Barocco 26-25. De Giorgio al servizio. Pari. Parità. Si stanno dando i vantaggi in questo terzo set. 1 pari. A 26 per un muro di Cristian De Agostini. Sasha Tarocco al servizio.
calcio canotto. Per Monselice, tempo chiamato da mister Adriano Fili quando la formazione di Monselice ha un set ball a disposizione. Brunello al servizio, 28-27, con un set ball a disposizione per Monselice. 28 pari. Cristian De Agostini. Adesso che il capitano esce dai 9 metri per il suo servizio. Ai vantaggi. Perfetto equilibrio, 28 pari. Verona che era sotto di 8 punti. Flot di De Agostini. Ancora vantaggio Monselice, 29-28. Albertini. Albrigo. 29 pari. Varrò il servizio. Per Monselice, mal posizionato il muro di Veneto, pallone morbido passa tra le mani di Tommaso Albrigo e Davide De Giorgio. 30-29. Sostituzione anche nel campo di Monselice. Entra al servizio il giocatore con il numero 21 ed esce il giocatore con il numero 24. Quindi esce Giacomo Adolfo ed entra il numero 30-29.
Entrano in campo le due formazioni con Vole Veneto che ritorna con la squadra titolare che abbiamo visto in campionato. È l'unica cambio che con Albertini al posto di Mazzola per assenza del giocatore di Vole Veneto Benetus. 0-0, 2-1 il conto dei set per Monselice. Dopo un rocambolesco recupero Vole Veneto Benetus non è riuscita a chiudere il terzo set. Eravamo sotto di 8 punti, siamo riusciti a recuperarli, però purtroppo ai vantaggi Monselice ha avuto la meglio. Albertini, Garrò, Albrigo, ma la palla nel campo di Monselice, la possibilità di attacco, muro 2. Ancora nel campo di Monselice. Motteran, Garrò, Garocco 1-0, Vole Veneto Benetus. Albrigo al servizio. Scusate, uno pari. Uno pari. Al servizio Monselice. Cristian De Agostini 2-1, Vole Veneto Benetus. Davide De Giorgio al servizio. Due pari. Del giocatore per il momento il migliore in campo. Riccardo Minelli. Bravo Sasha, lungolinea da posto 4.
Palla nel campo di Monselice. Errore del servizio di Monselice. Cristian D'Agostino al servizio. Rientra in campo con Marco Andrigo. Ancora Cristian D'Agostino al servizio. a 5, 4 sotto, volle per il 2 a 1 il conto dei 7 per Monselice. 9 a 6, Filippo Garrò. Servizio per Volle Veneto Veneto. Scusate.
10-9. Il 3 Giorgio Garrotto non si capiscono. Al servizio la formazione di Monselice avanti di 2 punti, avanti di 2-7-1. Entra il Brigo. È salto! 12 pari. Volevano tornare. Bravo capitano. Sessi Canoppa, servizio. La palla ancora nel campo di Monselice. Paolo principale. Quindici a 14.
Vuole Veneto bene sopra di un punto, sopra di un set. Avversario dopo una ricezione così di Voglia Veneto. Voglia Veneto bene qui. Buona la difesa di Mussolini. 17-15. Ancora Carrozza di a 17. De Giorgio. Albertini è nel suo turno di servizio. Luca Albertini. Pallone fuori. 19-17. 19-16, scusate. Ancora la palla nel campo di Monselice. Entra Davide Gatti al posto di Albrigo. La sostituzione nel turno di servizio tra il Brigo e Davide Gatti. a 20.
Entra Bellinazzi al posto di Giorgio nel turno di servizio. Forse il tabellone è sbagliato. (22 a 19). Sasha Tarocco al servizio. Free nel campo di Vole Veneto. 24 a 19. E per la prima volta in questa stagione Vole Veneto Benacus va al tie break. Tre minuti di pausa.
Chi è che ha sbagliato, Gai? L'ho fatto. E c'entra il bar e sbaglia. Rientrano in campo le due formazioni, due pari per la prima volta in questa stagione. Volley Veneto Benacus. Arriva il tie break, non era mai successo. Nelle 19 vittorie e una sconfitta avvenute finora, nessuna delle gare era finita sul 3-2, tutte sul 3-1. Rientra in campo la formazione che aveva iniziato il Barrero di Giorgio palleggio opposto, Luca Agostini e Tommaso Albrigo in centrali, Albertini e Sasha Tarocco in posto 4 e Motteran libero. Vediamo chi andrà al servizio per Massoni. Si arriva a 15 ovviamente. Albertini. De Giorgio, bell'attacco dal posto 2, Albertini al servizio, no scusate, Albrigo al servizio, e quindi rientra Cristian De Agostini ed esce Nicola Motteran, pari. Due pari, inizio del quinto set, si gioca sul punto a punto, fuori dai 9 metri Davide De Giorgio.
Sasha Tarocco al servizio. Primo nel campo di volley Veneto, Botteran. Gara, primo tocco, 5-4. Secondo tocco del palleggiatore di volley Veneto, Nicolò Botteran, che vede uno spazio libero e la mette dall'altra parte, ingannando la difesa avversaria. 5-4, volley Veneto bene. Nel campo di volley Veneto. Al brigo 6-4. Davide De Giorgio. Al servizio ancora la formazione di casa. Grande lungo linea di Albertini. Bel no look di Luca Albertini, concede il 7-5. Filippo Loro al punto di battuta. La palla nel campo di Musetti. 8-5, cambio campo. De Giorgio, un bel diagonale che entra nell'angolo opposto. Più 3 per volley Veneto bene Pussi in questo tie break. Volley Veneto bene, più fare il conto dei set. Per la prima volta in questa stagione il Volley Veneto va al tie break. Ancora la palla nel campo di Musevic.
6, grande De Giorgio. 7-9. Sette a 10. Esce Tommaso Grillo dentro Davide Gatti del turno di servizio. Davide Gatti in flotto. Sette a 11. Attacco di Sasha Carocco al posto 4. Ancora Davide Gatti al servizio. Time out. Chiesto credo dalla panchina di Monselice. Sette a 11. Motteran, Garro, De Giorgio, la palla ancora nel campo di Monselice, primo nel campo di Paolo Veneto. Bello scambio da una parte e dall'altra. Primo ancora nel campo di Paolo Veneto. 8-12. Grande muro di Davide De Giorgio che non ha permesso il passaggio del pallone nel proprio campo, costringendo Monselice al difficile controllo. 8-12. Più 4 gol Veneto bene, più 6 ragazzi. Bellinazzi al servizio al posto di De Giorgio. Dopo 2 ore e 20 di partita. Carocco, mamma mia che muro sull'attacco in posto 2 avversario. Un grande muro ben posizionato con le mani perfette dello schiacciatore veronese che porta a 13 punti contro gli 8 di Monselice. Ancora Marco Bellinazzi al servizio. Riesce Marco Bellinazzi dietro Davide De Giorgio.
questo verrà compiuto. Il volley Veneto Bene più 30 secondi di pausa. E 13. Cristian De Agostini. Lascia Tarocca servizio. Ace 15-11. Finisce la partita. Al tie break, la bolla Veneto vince per 15-11. E porta a 20 vittorie. Quindi questo campionato è una sola sconfitta, la prima al tie break di tutto il campionato. 11-15, ricordiamo i parziali: 25-23, 19-25, 31-29, 21-25, e a chiudere questo 15-11 per Volley Veneto Benefit. ...59 punti, prima in classifica, più 6 da Bassano, che indipendentemente dal risultato è sempre seconda in classifica. Buona serata, ci risentiamo per la prossima partita, l'ultima di questo campionato in casa contro la Volley. Buona serata a tutti.